Buongiorno e buona domenica, benvenuti a questa prima edizione del TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Proseguono incessanti gli sbarchi e i salvataggi di migranti da Lampedusa alle acque maltesi. Dispersa una bambina di 15 mesi, inghiottita dal mare. Ancora violenza a Palermo, è morto al Policlinico un gambbiano ferito con una coltellata al torace. Al civico un uomo va in escandescenza e frantuma una vetrata del pronto soccorso. Nuovi aiuti per la lotta agli incendi mentre la Sicilia si appresta a vivere un'altra estate di emergenza siccità. Schifani consegna gli attestati ai nuovi volontari della protezione civile. Abbiamo bisogno di loro. Weekend di primavera in Sicilia, tanti turisti che scelgono l'isola per le vacanze, temperature in salita con una breve pausa a metà settimana. Pasqua potrebbe essere baciata dal sole. Al via le giornate FAI di primavera, beni culturali e monumenti aperti anche in Sicilia. Andiamo ad Agrigento, capitale della cultura 2025, alla riscoperta del giardino di Colimbetra, paradiso terrestre nella Valle dei Templi. Il calcio, salvezza diretta rinviata per il Messina, sconfitto dalla Foggia per 3-0. Il Catania oggi a Torre del Greco in cerca di punti per evitare la lotta play-out. Lo avete sentito in apertura, ancora sbarchi e tragedie nel mare Mediterraneo, da Lampedusa sino alle acque maltesi, salvataggi e dispersi. C'è anche una bambina di 15 mesi che è stata inghiottita dalle acque. Questo è solo l'inizio di una stagione di arrivi che si preannuncia difficile. Manlio Viola. Sbarchi senza sosta a partire dalla mezzanotte a Lampedusa, migliorano le condizioni del mare e riprendono gli arrivi, accompagnati come sempre dalle tragedie. Bambini dispersi, donne incinta salvate, interventi in acque italiane ma anche in acque SAR maltesi delle ONG che poi consegnano però tutti all'Italia. Una bambina di appena 15 mesi risulta dispersa in mare dalla scorsa notte. L'imbarcazione sulla quale si trovava si è ribaltata durante le operazioni di soccorso da parte della nave della ONG Mare Go. La tragedia si è consumata appunto in acque maltesi, ma i 44 salvati sono stati trasbordati su una motovedetta italiana che li ha sbarcati a Lampedusa. Fra questi anche la mamma della bambina dispersa, che è assistita da un team di psicologi della Croce Rossa. In acque italiane invece l'operazione di salvataggio della ONG Maria Ionio insieme alla Guardia Costiera, che ha permesso di salvare 59 persone, fra cui 2 donne incinte. Sono 2 le rotte verso Lampedusa e si distinguono per la tipologia delle imbarcazioni precarie utilizzate: barchi in ferro da 7 metri per chi parte dalla Tunisia, barchi in resina o in legno anche da 12 metri per chi parte dalla Libia. La sola giornata di oggi, con decine di sbarchi e diverse centinaia di arrivi, è bastata a riempire il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola sull'isola di Lampedusa. Intanto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice soddisfatta dei risultati del Consiglio europeo, che ha trattato proprio il tema delle migrazioni. Il Consiglio, ha detto la Presidente, saluta positivamente l'iniziativa in Egitto. Viene inserito il riferimento all'alleanza globale contro i trafficanti. Ancora violenza a Palermo, al Policlinico muore un gambbiano che è stato ferito qualche giorno prima con una coltellata al torace. Non si sa ancora quale sia il movente, mentre al civico un uomo è andato in escandescenza e ha frantumato una vetrata del pronto soccorso. Adelaide Barbagallo. Una lite finita male, un regolamento di conti per un debito non pagato. Al momento non si sa cosa sia realmente successo. L'unica certezza è che un giovane gambiano, Kitim Cesai, questo è il suo nome, è andato in ospedale per una coltellata presa all'altezza del torace ed è morto dopo 2 settimane al Policlinico di Palermo. Si indaga per omicidio. L'episodio ci riporta ancora una volta a una città violenta. L'aggressione sarebbe avvenuta tra i quartieri Albergheria e Ballarò, teatro di frequenti fatti di sangue. Qualcuno avrebbe di proposito investito il giovane e poi lo avrebbe accoltellato. Racconti nebulosi di chi ha visto e non vuole esporsi e che rendono ancora più difficile il lavoro degli investigatori. Anche il gambbiano non ha voluto fornire spiegazioni quando si è recato in ospedale con quella brutta ferita al torace. Nessuna collaborazione da parte sua. Se in città risse, sparatorie e accoltellamenti si susseguono, non va meglio negli ospedali, dove i sanitari continuano ad essere bersaglio di gente esagitata e talvolta di criminali. L'ultimo episodio di violenza al Buccheri La Ferla, dove un palermitano di 30
37 anni, ha inveito con urla e minacce contro il personale sanitario per poi dare una testata alla porta dell'area di emergenza danneggiandola. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma in pronto soccorso e denunciare il giovane per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. La Sicilia si prepara alla stagione estiva quando spesso capita che appunto scoppino incendi un po' in tutta l'isola e quindi il presidente Schifani ha consegnato degli attestati a nuovi volontari di protezione civile che saranno un aiuto in più appunto per la lotta agli incendi. Vediamo. Siccità e rischio incendi camminano di pari passo, per questo proprio nell'anno in cui il Presidente della Regione Renato Schifani ha dichiarato lo stato di emergenza approvando un piano di razionamento dell'acqua che coinvolge 150 comuni compreso Catania, oltre che nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, la consegna degli attestati ai 532 volontari che hanno completato i corsi di specializzazione nell'attività di antincendio boschivo questa mattina all'Università Core di Enna rappresenta un'arma in più in vista della prossima stagione estiva. Siamo venuti qui proprio per ringraziarli per quello che faranno, per il corso che hanno sostenuto e per l'aiuto che porranno in essere nei confronti di un sistema che è cambiato, quello degli incendi, quello della siccità. Abbiamo bisogno di queste persone che ce la mettono tutta, lo fanno con disinteresse, questo è il popolo siciliano. L'obiettivo del periodo di formazione è stato quello di fornire ai volontari gli strumenti necessari per gestire il fuoco e spegnere focolai di vegetazione in modo adeguato. È un grande coinvolgimento del mondo del volontariato che ha assunto oggi un ruolo importante che è stato anche riconosciuto dalla legge regionale dell'anno scorso che riconosce appunto il ruolo del volontariato a supporto dello spegnimento. È una legge innovativa che mancava nella regione siciliana e finalmente dà pari dignità ai nostri volontari, alla protezione civile in tutte queste attività. E proprio per rafforzare la prevenzione l'avvio della campagna antincendio è stata anticipata al 15 maggio. Questo perché è sotto gli occhi di tutti, il cambiamento climatico è sicuramente la prima causa, le condizioni di siccità non agevolano sicuramente la prossima campagna antincendio, però abbiamo tanta forza da parte della Regione. Intanto l'isola si riempie di turisti a una settimana dalla Pasqua. Catania è la prima meta italiana, pensate, preferita dai vacanzieri. Tra le predilette ci sono anche Palermo e Taormina per quanto riguarda appunto le città siciliane. Nell'isola adesso si concentra un turismo di qualità ed elite. Marco Gullà. Tutti pazzi per la Sicilia, l'isola è tra le mete predilette da italiani e stranieri per le vacanze di Pasqua. Catania, Palermo, Taormina, Agrigento, arte, cultura e cibo sano, la combo perfetta per una vacanza da sogno. Tra le mete italiane spicca Catania, che è la terza città più ricercata dai viaggiatori tedeschi, la quinta per gli olandesi, la sesta per i francesi, l'ottava per i britannici, la nona per gli spagnoli e la decima per i portoghesi. Anche Palermo è tra le città più ricercate. Un fiume di turisti invade in questi giorni il capoluogo in vista anche delle vacanze di Pasqua. È una bellissima città, sì, diciamo che me l'aspettavo forse meno bella. Abbiamo scelto la Sicilia perché per festeggiare la nostra amica che compie gli anni e allora volevamo un posto incantevole come Palermo. Da turismo cosiddetto di massa a quello d'élite in Sicilia adesso si ricerca la qualità. Molti stranieri scelgono l'isola. Devo dire un buon flusso di turismo estero che ha scelto Sicilia per queste vacanze di Pasqua, un turismo prevalentemente europeo in questa prima fase di una stagione che si presenta sicuramente con numeri interessanti. Veniamo da un 2023 importante, il 2024 sarà certamente dai previsionali che registriamo sulla stessa falsariga. Di elite no, è un turismo delle persone che comunque si documentano prima di venire, sono delle persone che hanno magari un minimo studiato, sanno già cosa vogliono andare a vedere. E allora alla chiusura non possiamo che farla fare a questo turista giapponese che dice Palermo è una città meravigliosa. Palermo is a very beautiful city. This Jakarta is very very beautiful. I like Palermo. It's okay? Ma vediamo intanto che giornate ci aspettano dal punto di vista meteorologico con Francesco Aloi. Primavera significa anche passeggiate in bici. Sì, finalmente una passeggiata in bici dopo tanto tempo. Ci sono bellissime giornate,
È veramente un piacere farsi una passeggiata in riva al mare. C'è chi ha già fatto il primo bagno e chi forse lo farà domani. La primavera è arrivata e le temperature iniziano a salire. Si spera nella bella stagione, così cerchiamo di svagarci un pochettino anche i pensieri che abbiamo. Questione di qualche giorno penso e poi ci lanceremo tutti a mollo. Nelle ore di punta a Catania superati i 20 gradi. Il weekend che precede la settimana santa in Sicilia sa quasi di anticipo d'estate. Le temperature di questi giorni hanno superato di gran lunga i 20 gradi centigradi, anche 25 gradi nelle zone interne della regione. E le condizioni meteo fanno sempre la differenza. Sole, mare e storia sono il mix vincente per la Sicilia. Le città d'arte invase da migliaia di turisti. Tanti gli stranieri, ma c'è anche chi la Domenica delle Palme la passa vicino a casa. Gita fuori porta o vacanza, il meteo è dalla nostra parte. La prossima settimana però potrebbe esserci un po' di pioggia. Una perturbazione dall'Atlantico interesserà anche la Sicilia e porterà un calo termico, soprattutto mercoledì, ma da giovedì sembra riprendere vigore l'alta pressione, l'anticiclone sembra poter resistere anche per il periodo pasquale. Il bel tempo sicuramente dalla parte delle giornate FAI di primavera, iniziate ieri ai giardini della Colimbetra, luogo simbolo tra natura e storia. Ci sono anche gli studenti agrigentini, beni culturali e monumenti aperti in tutta la Sicilia. Davide Sardo. Conoscere e apprezzare, proteggere e tutelare, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico italiano e tramandarlo alle future generazioni. Da 32 anni le giornate di primavera del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, sono testimonianza di ciò. È un'occasione preziosa e utile per scoprire un'Italia meno nota, luoghi difficilmente accessibili, dalle città ai borghi, dai monumenti ai paesaggi e ai luoghi insoliti e originali. Il tutto da raccontare coinvolgendo i visitatori. Tra oggi e domani sono una 60ina i siti da esplorare in Sicilia e tra di essi vi è un paradiso terrestre, il Giardino della Colimbetra nella Valle dei Templi, luogo scelto dal FAI per festeggiare il traguardo di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, e dove ci siamo recati al mattino di oggi. Significa molto questa giornata anche perché è un'occasione per riuscire anche a conoscere questo magnifico giardino che è stato anche riportato grazie a FAI, questa associazione che ci ha aiutato, anche perché prima qua c'erano molti rifiuti e discarica che adesso possiamo vedere che è un bellissimo giardino, molto fiorito e soprattutto pieno di agrumi e frutti. Non sono mai venuta qui, o meglio sono sempre stata ai templi ma non mai al Giardino della Colimbetra. Inoltre è molto bello, comunque è molto significativo visto tutto l'amore che gli hanno messo nel rifarlo. Grazie a Giornate FAI di primavera noi riusciamo a fare raccolta fondi. Ricordiamo che il Fondo per l'Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro e che quindi riesce a mantenere, a restaurare luoghi come il Giardino della Colimbetra. Un angolo di paradiso dove olivi secolari vegliano i giorni e le notti tra i frutti, come gli agrumi che inondano la valle coi loro profumi. A Palermo, svelata nella chiesa di San Domenico, la tomba di Tomasi di Lampedusa, il padre del Gattopardo, entra nel pantheon dei siciliani illustri, accanto a Verga, Pirandello, Sciascia e Falcone. Simona Mazzone. Con lo svelamento della tomba di Tommasi di Lampedusa, le cui spoglie sono state trasferite dal cimitero dei Cappuccini alla chiesa di San Domenico, si arricchisce di storia e si inebria di cultura il Pantheon degli illustri di Sicilia. È stato padre Sergio Catalano, rettore della chiesa di San Domenico, a presentare istanza per chiedere di accogliere le spoglie dello scrittore, recepita dalla regione. Portare qui Giuseppe Tommasi di Lampedusa e ricordare che non possiamo non essere dalla parte della formazione, dell'educazione e anche perché no, delle cose belle scritte a servizio di tutti. Pareri positivi anche da Soprintendenza, Curia Arcivescovile e dal Comune di Palermo, con un'ordinanza firmata dal sindaco La Galla. Una giornata importante per Palermo perché recupera non solo la dimensione di una memoria storica, offre un riconoscimento al valore anche didascalico e sociale della letteratura. Giuseppe Tommasi di Lampedusa è considerato uno dei massimi scrittori siciliani che come Verga, Pirandello e Sciascia fa parte della cultura nazionale e mondiale per il suo talento indiscusso che ha raggiunto l'apice nel suo capolavoro Il Gattopardo.
L'inserimento di Giuseppe Tomasi negli illustri di Sicilia, nel Pantheon degli illustri di Sicilia, è una cosa doverosa e bellissima. La sepoltura di Tommasi di Lampedusa si aggiunge alle altre di letterati, politici, artisti che si trovano nel Pantheon, da Giovanni Meli, primo siciliano illustre a riposare a San Domenico, fino a Giovanni Falcone. Dal 2021 riposano lì anche le spoglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo morto in un incidente aereo avvenuto in Etiopia. In scena al Teatro Musco di Catania i due falsari con Toti e Totino che ritornano con una commedia divertente diretta da Giampaolo Romania e tratta liberamente dal film La banda degli onesti. Vediamo. Torna in scena dopo il successo la scorsa stagione della Cena dei Cretini, la coppia Toti e Totino in questi giorni al Teatro Musco di Catania con I due falsari, nuova divertentissima commedia diretta da Giampaolo Romania. Non deludono le aspettative del pubblico, risate assicurate in un'opera teatrale ispirata al celebre film La banda degli onesti. In una commedia dove ci siamo noi e il testo è un classico della comicità italiana, ci si può aspettare di tutto. Ma sono falsari onesti o no? Ma allora, il caso li fa diventare falsari, ma sono tre buoni proprio che non hanno... non spoileriamo, comunque sono buoni. La storia narra le vicende di una piccola banda di onesti cittadini che cerca di redimere la propria condizione sociale nel buffo tentativo di superare gli ostacoli di una vita trascorsa tra la rettitudine morale e i sani principi. Una commedia esilarante, tra battute e scherzi degli attori anche in scena. I momenti esilaranti sono due, i più importanti. Il primo è la commedia per il pubblico, però poi c'è un momento nel quale la commedia noi ce la facciamo per noi e quindi lì c'è il nostro divertimento che può capitare fra noi colleghi, uno scherzetto, un qualcosa, un quid. Assieme a Toti e Totino un ottimo cast con Giuseppe Balsamo, Gianluca Barbagallo, Alfio Belfiore, Maria Chiara Pappalardo, Loredana Scalia e Viviana Toscano. I due falsari saranno in scena nel fine settimana e ancora dal 5 al 7 aprile al Teatro Musco di Catania. Chi dei due sarebbe più capace di spacciare una moneta falsa? Io. Vabbè, ma pure io. Bisogna vedere, attenzione, perché oggi come oggi non credo che sia molto semplice spacciare, però a livello di scherzo, così come abbiamo fatto lì. Lui di carattere è pure spacciato, per cui c'ha questo. Che ecco, quindi posso spacciare più facilmente. Perché è spacciato. Esatto. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco per parlare di calcio, la Serie C in primo piano con il Catania in trasferta a Torre del Greco e poi invece il Messina che è stato sconfitto per 3-0 contro il Foggia. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, trasferta a Torre del Greco per il Catania, i rossazzurri senza Monaco e Sturaro recuperano Buà e cercano punti per evitare di essere invischiati nella lotta play-out. Marco Carli. Il Catania oggi a Torre del Greco all'ennesimo esame di questo campionato, questa volta per evitare di essere invischiato nella lotta play-out. Un esame da non fallire dunque, mentre alle spalle risalgono già il Monopoli, vittorioso a Benevento, e la Virtus Francavilla che ha avuto la meglio nello scontro diretto col Monterosi. Calcoli che il Catania farà a fine partita. Oggi a Liguori i rossazzurri inseguono il colpo in trasferta che manca da 3 mesi, 4-0 a Benevento, e troveranno di fronte una squadra che in casa ha costruito gran parte del suo bottino, 22 punti su 33. È una squadra che in casa è più di ostica, è una squadra che fa un tipo di calcio differente da quando gioca fuori casa. I ragazzi, i giocatori, la squadra tutta è consapevole del risultato che può uscire da questa partita e le conseguenze che possono portare in caso di vittoria, di pareggio e di sconfitta. Zeoli recupera Buà e deve rinunciare a Sturaro e a Monaco, così come nuovamente a Teio. A centrocampo restano solo Welbeck, Ndoi e Zammarini, oltre Peralta, adattabile da mezzala. In attacco c'è ancora Di Carmine che scalpita, così come Chiarello o Chiricò che sogna una trasferta campana come quelle di Benevento e Caserta, dove è stato grande protagonista. Su Telecolor per Turris Catania 3 ore live con collegamenti dallo Stadio Liguori e commenti da studio. A fine gara le interviste ai protagonisti dell'incontro.
Il Messina invece ha perso contro il Foggia, lo scontro diretto per raggiungere la zona play-off. Buon primo tempo della squadra di Modica, controllata poi nella ripresa. Sabato prossimo invece trasferta a Castellammare di Stabia contro la capolista Sergio Colosi. Chi sbaglia paga, il Messina dai 2 volti non fa eccezione e si consegna al Foggia, lanciato nella zona play-off, a lungo sognata dai giallorossi, costretti a rivedere i piani ambiziosi a vantaggio di una più realistica salvezza. Ad un primo tempo caratterizzato da tanto Messina, pericoloso da ogni zolla del campo e impressione costante, fermato però dalle parate del portiere Perina, si è contrapposta una ripresa con la squadra di Modica nervosa e distratta negli episodi chiave. Lo 0-3 può sembrare una punizione eccessiva, in realtà lo è, anche se sulla vittoria del Foggia hanno brillato alcune individualità, su tutte quella di Millico, nel contesto di una formazione in stato di grazia nel Cudini bis con 20 punti in 11 giornate. Nella prima parte 6 conclusioni dei peloritani non sono bastate per mettere almeno un pallone alle spalle di Perina, protagonista fino al vantaggio di Gagliano. Il secondo tempo ha offerto un Messina contratto e fuori dalla partita, Manette e Frisen espulsi, assenti nella trasferta di Castellammare di Stabia, di Tascone nel finale di Millico le altre reti. Fumagalli e compagni abbandonano la scena tra gli applausi dei 7.000 presenti. Delusione a parte, tributo doveroso ad una squadra vicina al traguardo della salvezza. Questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione ritorna alle 13:30. Intanto vi lascio con Luca Ciliberti e la nostra rassegna stampa. Una buona giornata e una buona domenica a tutti voi.